Una buona giornata, ben trovate e ben trovati. Lunedì 17 febbraio cominciamo questa nostra prima edizione insieme fino alle 13:30. Tante le notizie di cronaca dal territorio, parleremo di incidenti stradali, soprattutto è stato un weekend nero sulle strade del Veneto. Parleremo poi, avremo un ampio spazio dedicato al Carnevale, il primo weekend di Carnevale. Andremo anche a Venezia per trarre un po' il bilancio e vedere come è andata anche per quanto riguarda l'assalto dei turisti che hanno interessato poi tutta la laguna. Poi ovviamente ancora la cronaca dal Trevigiano. Ci colleghiamo invece subito ora con il nostro Christian Arboit in diretta da San Pietro di Feletto. Ci sono nuovi furti nella Marca, i furti sempre che non smettono di attanagliare tutta la provincia di Treviso e non solo. In questo caso dei malviventi hanno assaltato una cantina. Lì per noi a San Pietro di Feletto c'è il nostro Christian Arboit che ci racconta tutto nel dettaglio. Christian, buongiorno. Buongiorno Edi, a te e a tutti i telespettatori di Antena 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo tra i filari di San Pietro di Feletto, un panorama sempre suggestivo, ma questa suggestione ovviamente non ha fatto breccia nei cuori dei delinquenti che nei giorni scorsi hanno colpito in diverse abitazioni, anche in alcune cantine. Sono stati già soprannominati come i ladri delle cantine. Come sapete poi nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, furti analoghi si erano registrati anche nella zona di Valdobbiadene. In questo caso sono entrati in azione con ogni probabilità in due e hanno colpito più abitazioni. Qui siamo nella zona di San Michele, località San Michele di San Pietro di Feletto, via San Michele, e siamo in una delle attività colpite con i titolari, la signora Remigio Antoniazzi con il figlio Enrico. Questa cantina è stata visitata nella serata di venerdì, mentre la famiglia Antoniazzi, correggimi se sbaglio Enrico, era al ristorante. Eravate tranquillamente al ristorante. Sì, giusto, noi eravamo a cena fuori e verso le 22:30 ci siamo accorti dalle telecamere che c'erano delle persone che si aggiravano intorno alla cantina, quindi siamo tornati subito a casa e abbiamo trovato la finestra scassinata. Erano entrati in ufficio e hanno rubato insomma il fondo cassa di circa 200 euro che avevamo. Quindi avete assistito un po' in diretta a questo raid ladresco? Sì, leggermente in ritardo perché altrimenti saremmo arrivati subito, ma siamo accorti circa 2 ore dopo dalle telecamere. Diciamo che appunto eravate indaffarati in altre, insomma, quindi era una serata di allegria e poi avete scoperto che erano stati all'interno della vostra cantina. Tra l'altro voi avete già messo a posto tutto, insomma, avevano lasciato un po' di caos. Sì, abbiamo comunque prontamente sistemato anche la finestra, quindi sì, abbiamo risolto il problema subito. Ecco, puoi accompagnarmi all'interno con tuo papà Remigio, così vediamo la traiettoria che è stata presa da questi ladri, e sicuramente nel frattempo vedete anche le immagini della videosorveglianza. Quindi Enrico, sono entrati da qui sostanzialmente? Sì, hanno spostato le bottiglie, devo dire che sono stati anche abbastanza prudenti, non hanno rotto niente, e hanno attraversato la cantina fino a raggiungere l'ufficio, dove hanno messo sottosopra tutti i vari documenti che c'erano e dove hanno trovato, diciamo, il bottino. E parliamo di quanto più o meno? Circa 200 euro, di preciso non so, però all'incirca quelli, 200. Mentre, ecco, signor Remigio, non hanno, diciamo così, danneggiato nulla, non hanno danneggiato macchinari, perlomeno. Ma per fortuna sì, e sono stati, diciamo, gentili in questo senso. Ci hanno risparmiato le rotture e hanno fatto, a parte la finestra che hanno rotto, per il resto, insomma, a parte i soldi, non hanno fatto niente di grave, insomma, ecco, per fortuna. Lei mi diceva che in precedenza era già stato visitato dai ladri, però parliamo dei primi anni 2000, 2 volte nella sua abitazione. Sì, in abitazione sì, eravamo stati derubati, sì, di qualcosa di più importante anche di questa volta, insomma.
Ecco, diciamo che venerdì i ladri sono entrati in azione e qui poco distante, adiacente, c'è l'abitazione, non solo la vostra ma anche quella dei tuoi nonni, Enrico, sì. Ed erano in casa. Probabilmente sono stati loro o quando i ladri hanno capito che c'era qualcuno in casa se ne sono andati, è probabile. Sì, perché dalle telecamere si vede che aggirano la cantina, vanno verso l'abitazione e nello stesso minuto tornano indietro perché in quel momento c'erano i miei nonni in casa, appunto, che erano anche usciti perché abbiamo i cani che abbaiavano più volte a controllare, insomma, e si vede che hanno cambiato obiettivo e poi sono entrati in cantina, ecco. Quindi, ecco, fortunatamente non se li sono trovati davanti. Per fortuna questo, perché insomma è un po' preoccupante. La preoccupazione maggiore era questa, che entrassero e trovassero magari i miei genitori e poi succedesse qualcosa, insomma. Per questo siamo preoccupati abbastanza quando eravamo ancora via. Ecco, in tutta questa via sono state visitate circa 10 abitazioni, quindi parliamo di furti commessi e furti tentati, un vero e proprio raid che preoccupa e non potrebbe essere altrimenti. Sicuramente è preoccupante perché non si dorme più tranquilli, ad ogni minimo rumore si deve stare attenti e quindi è un brutto vivere, insomma, ecco. Enrico, tu che idea ti sei fatto? Questi sono ladri professionisti, sono ladri improvvisati? Sicuramente sapevano dove mettere le mani, perché anche dagli professionisti che ci hanno sistemato la finestra hanno detto che sapevano bene come fare. Poi i professionisti non direi proprio, perché insomma uscendo si sono anche persi parte del bottino per strada. Mi diceva appunto Remigio, hanno perso anche 10 euro per strada. Sì, 10 euro per strada, sì. quindi non so, forse si erano accorti che le telecamere le avevano riprese, sono fuggiti di corsa, non lo so. Quindi qualcosa hanno capito che forse non conveniva loro stare qua più di tanto. Veloci, hanno fatto il giro veloce e poi sono fuggiti, insomma. Ecco, l'importante è non essersi ritrovati davanti. L'importante è quello, l'importante è proprio quello. Senta, ma questi colli, si parla tanto di raid nei colli del Prosecco e così via, sono controllati, sono monitorati, poi penso anche, vista la conformazione, è difficile monitorare. È molto difficile perché ci sono tantissime realtà diverse, quindi penso impossibile, insomma, monitorare questa cosa. Tra l'altro, ultimissima battuta, da poco San Pietro di Feletto, questa zona è entrata nella rete di controllo del vicinato. Sì, da qualche mese, infatti appena successo il fatto abbiamo subito scritto nel gruppo e successivamente poi noi abbiamo fatto una segnalazione ai carabinieri e mentre erano qui una signora ha scritto che c'erano delle persone sospette che si aggiravano e abbiamo indirizzato subito i carabinieri nel luogo indicato dalla signora per fare un sopralluogo. E quindi sono andati lì, hanno fatto un sopralluogo però di questi ladri, non c'era traccia. No. Grazie davvero Enrico, grazie Remigio per questa vostra testimonianza. Chiaramente le indagini vanno avanti per dare un nome e un volto a questi soggetti che tra l'altro vedete anche nelle immagini della videosorveglianza. Per il momento è tutto da San Michele di San Pietro di Feletto con Nicoletta Rizzetto e ti restituisco la linea. Grazie Cristian anche alla testimonianza dei tuoi ospiti. Questa la cronaca dal Trevigiano e rimaniamo nel Trevigiano per parlarvi invece della cronaca che arriva dalle strade. Ci sono delle novità sull'incidente del Fadalto accaduto sabato pomeriggio, uno schianto tra un'auto e una moto dove ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni al suo primo giro, nella sua due ruote è rimasto sull'asfalto mentre l'altro protagonista si dava la fuga. L'uomo si è poi presentato dai carabinieri. Alla fine ha capito che era meglio presentarsi alle forze dell'ordine, così poco dopo mezzogiorno ha suonato alla porta dei carabinieri di Vittorio Veneto. Questa è la decisione del 54enne vittoriese che nel tardo pomeriggio di sabato si è scontrato con la sua auto con un giovane motociclista lungo il Fadalto. Un impatto fortissimo, ancora oggi testimoniato dalle macchie di sangue sull'asfalto che a distanza di quasi un giorno la calce non ha cancellato. Siamo nel 23° chilometro della statale Alemagna, lungo la Valle Pisina, che per il suo percorso tutto curve è prediletta dai centauri. Forse per questo il 17enne della zona l'avrebbe scelta per il primo giro con la sua moto, scendendo dall'uscita dell'autostrada verso il bar dei motociclisti a ridosso del Lago Morto. Arrivato al primo gruppo di case, stando ad alcune testimonianze, avrebbe preso correttamente questa curva.
Non così invece per la Panda 4x4 prima serie condotta dal 54enne che uscendo da quest'altra curva avrebbe invaso la corsia opposta. Inevitabile l'impatto da parte del giovane motociclista, finito a terra con diverse fratture, di cui una esposta alla gamba. Giovane che è stato subito soccorso dai residenti, mentre il 54enne, pur con la Panda gravemente incidentata, si dava la fuga verso la sella del Fadalto. Sulle sue tracce si stavano già muovendo le forze dell'ordine. La nostra polizia locale stava un po' chiudendo il cerchio e stamattina la persona coinvolta appunto in questo incidente si è presentata al comando dei carabinieri. I carabinieri, dopo un primo interrogatorio, hanno condotto l'uomo al comando della polizia locale per i primi provvedimenti. Gli agenti, peraltro, avevano subito attivato la rete delle telecamere con la lettura delle targhe e si stavano muovendo anche sulla base di parti di paraurti, vetri di faro e di parabrezza rimasti sull'asfalto, e inizialmente si erano concentrati su un giovane che alla guida di una Panda vecchia serie spesso transita lungo questa strada prendendo le curve in maniera disinvolta e a volte anche pericolosa. Ma i reperti confrontati sul veicolo non avevano dato riscontro. Poi la scelta del 54enne di assumersi la responsabilità dell'incidente, che avrebbe di fatto chiuso il caso. Ora il 17enne si trova in prognosi riservata all'ospedale, mentre il conducente dell'auto dovrà raccontare la sua verità ai giudici per rispondere all'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Ripetiamo l'appello che qualora uno sia coinvolto direttamente in un incidente deve fermarsi immediatamente e prestare i primi soccorsi. Dal Trevigiano al Padovano il tragico incidente all'alba di domenica tra Abano e Padova. In 6 in auto si sono schiantati lungo la strada drittissima e l'ennesimo dramma della strada per il Padovano. Vittima un giovane ventenne che era a bordo dell'auto senza cintura. Feriti gli altri 5 amici. Ci racconta tutto Valentina Visettin con Federico Cibotto. L'ennesimo incidente stradale mortale sulle strade del Padovano ieri all'alba. È proprio in questo punto che è uscita di strada l'auto con all'interno 6 giovanissimi ragazzi. A perdere la vita è stato un ventenne romeno, Mirel Mustea, morto ad appena 20 anni. Era arrivato in Italia da poche settimane e sabato sera stava trascorrendo una serata in compagnia dei suoi amici in una discoteca di via dei Colli tra Padova e Abano. Poi con l'auto insieme agli amici avevano preso questo tratto, la direttissima che collega Padova ad Abano, e in questo punto l'auto è uscita di strada. Ancora visibili i segni delle ruote che sono slittate sull'erba e poi l'auto è finita nel canale. Mirel Mustea è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, un colpo violentissimo, per lui non c'è stato nulla da fare quando sono arrivati i soccorsi sul posto. Il ragazzo era già morto, feriti i 5 compagni che erano in auto con lui, compreso l'autista, un 25enne moldavo che ora è indagato per omicidio stradale. La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Padova, che è intervenuta all'alba di ieri per effettuare i rilievi. Cosa sia accaduto lo diranno appunto i rilievi, non si esclude ci possa essere anche l'alta velocità, questo è un punto in cui le auto corrono davvero forte. Poi c'era anche il ghiaccio, ma non si esclude un colpo di sonno, una distrazione oppure la guida sotto l'effetto di alcol o droga. Questo lo stabiliranno gli esami tossicologici che sono stati fatti sul conducente, che è ricoverato in ospedale ferito. I ragazzi erano in 6 in auto, su un'auto omologata per 5 persone. Forse, visto l'impatto e visto quanto è stato sbalzato lontano il ventenne, forse il ragazzo non aveva le cinture di sicurezza, ma saranno appunto i rilievi a stabilirlo. Quel che è certo è che un ragazzo di 20 anni ha perso la vita. Mirel Mustea era arrivato in Italia da poche settimane, viveva a San Giorgio in Bosco, dove si appoggiava ad alcuni connazionali, stava cercando lavoro, voleva iniziare una nuova vita qui in Italia, nel Veneto, ma purtroppo i suoi sogni si sono spezzati in questo tratto di strada. Rimaniamo a Padova. L'aggressione in Prato della Valle di sabato scorso, quando 6 attivisti di Casa Pound sono stati aggrediti da un gruppo di appartenenti al centro sociale Pedro. Le indagini continuano dopo l'arresto di 3 persone e la denuncia di altre 19.
22 persone sono state identificate, ma la polizia coordinata dalla Procura di Padova è ancora al lavoro. Non si fermano le indagini dopo l'aggressione antagonista di attivisti del centro sociale Pedro al banchetto di Casa Pound, autorizzato sabato scorso in Prato della Valle. Tutto è accaduto in pochi minuti, come ci hanno raccontato alcuni testimoni. Subito hanno messo la mano addosso, pugni, sberle e offeso ovviamente, però non si capisce chi contro di chi quel punto lì, perché sono mischiati un po' tutto, no? Ma la cosa è durata poco più di 2 minuti. Quando sono arrivati loro sono scappati, un po' sono scappati in questa direzione qua e parecchi sono tornati in quella direzione lì e è finita lì. Dopodiché è arrivata l'autobolanza. 3 gli attivisti di Casa Pound feriti, il più grave un 32enne padovano operato per la frattura del pavimento dell'orbita oculare. L'intervento è riuscito, l'occhio non è più a rischio. Ancora in ospedale il 32enne si sta riprendendo. Dopo il blitz l'intervento della polizia con la Digos e le volanti ha portato al fermo di 22 persone, finito con 3 arresti e 29 denunce. In manette, ma subito rimessi in libertà, una giovane di 22 anni accusata di violenza privata aggravata e lesioni aggravate, un 26enne e un 27enne accusati di violenza privata e lesioni aggravate, uno di resistenza a pubblico ufficiale. Per altri 19 antagonisti è scattata la denuncia per concorso in violenza privata aggravata e lesioni aggravate. Uno di loro deve anche rispondere di rapina per aver rubato una bandiera di Casa Pound. Il questore Marco Dorisio ha inoltre emesso 12 fogli di via obbligatori da Padova per 4 anni per aderenti al centro sociale Pedro provenienti dalle province di Brescia, Vicenza, Venezia, Gorizia e comuni della provincia di Padova e 11 avvisi orali nei confronti dei restanti appartenenti ai centri sociali. Si cerca di capire adesso se all'azione abbiano partecipato altre persone. Per questo la polizia sta passando al setaccio le immagini registrate sabato. Sui social lo sfogo del Pedro. A 12 studenti sono stati comminati fogli di via per 4 anni dalla città di Padova. La sproporzione tra la risposta ad una inaccettabile provocazione fascista e le decisioni arbitrarie del questore è evidente. Questi provvedimenti sono un sopruso, la lotta per la libertà non si arresta. Immediata la risposta del direttivo di Casa Pound: non possono esistere città ostaggio di centri sociali e della mafia antifascista, e nel chiedere la condanna unanime di questa vile aggressione che mira ad alzare il clima di tensione non faremo passi indietro. Siamo pronti a dare una ferma risposta a Padova e in ogni altro luogo dove viene messa in discussione la nostra agibilità politica. Torniamo nel Trevigiano, ancora a Vittorio Veneto, perché è stata trovata senza vita in un canale la donna di 56 anni di cui non si avevano più notizie da giovedì. A dicembre scorso le era mancato un figlio. È stata trovata senza vita in zona Fratte, tra Vittorio Veneto e Cappella Maggiore, la donna di 56 anni di cui non si avevano più notizie da giovedì. A dare l'allarme i familiari della donna, che si sarebbe allontanata da casa a piedi, ancora con le ciabatte addosso ed un giubbotto lungo. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile sono andate avanti fino ad oggi pomeriggio, quando il corpo è affiorato in un canale dell'Enel. Dopo l'elicottero e i droni, questa mattina a Vittorio Veneto erano arrivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Venezia. Ieri i pompieri avevano allestito l'unità di comando locale di fronte al municipio, coordinando le ricerche di carabinieri e protezione civile. 100 uomini in campo. Questa mattina battute anche le zone interne ed esterne di fabbriche e casolari abbandonati. La donna sarebbe uscita di casa in stato confusionale. La morte potrebbe essere la conseguenza di un atto volontario. Una tragedia nella tragedia. La 56enne aveva da poco perso un figlio. Andiamo a Venezia, dove per noi, a Mestre in realtà, dove per noi è collegata la nostra Ilaria Marchiori con accanto l'assessore al turismo e alla casa Venturini. Parliamo infatti di emergenza abitativa e poi Ilaria facciamo anche un bilancio di come è andato questo primo weekend di Carnevale. Buongiorno. Sì, buongiorno a te Edi, buongiorno ai nostri telespettatori. È tanta la carne al fuoco perché tante sono le deleghe in carica all'assessore Simone Venturini, che è qui con noi oggi e che ringrazio anche per essersi reso disponibile. Partiamo subito parlando dell'inchiesta Palude che ora si è chiusa, vedremo che cosa accadrà in questi prossimi mesi. Però assessore, questione Pili Papadopoli, innanzitutto la giunta
giunta va avanti. Ma c'è un principio in questo paese che uno non è che siccome è stato accusato di qualcosa è colpevole di quella cosa. Per fortuna c'è un processo in cui le tesi dell'accusa si confrontano con le tesi della difesa e un giudice decide. Finora in questo anno abbiamo ascoltato solo le tesi dell'accusa, più una trasmissione televisiva nazionale, più l'opposizione a livello locale. Quindi ci sarà il contraddittorio nel processo e il giudice deciderà chi ha ragione. Certo è che quello che è evidente è che né la questione dei pili è mai arrivata in giunta e mai se ne è discusso, quindi è tutta una cosa che non riguarda l'azione amministrativa e non riguarda la giunta, e dall'altra parte c'è un palazzo venduto dopo varie gare andate deserte perché evidentemente non c'era un interesse di mercato a quel prezzo. Gli uffici comunali hanno fatto una stima, gli uffici comunali fanno le stime, imbastiscono le delibere e le delibere vengono poi votate sulla base delle stime che fanno gli uffici, quindi non è che decide l'assessore o il sindaco o chi per lui il prezzo di mercato, ma lo fanno le perizie di stima. Quindi ecco, sarà poi compito della difesa spiegare come non si sia in alcun modo fatto pressioni per arrivare a quella stima, e viceversa l'accusa invece deve dimostrare che sono state fatte delle pressioni, e in quel caso appunto chi, come e cosa. Però non ha senso per noi entrare nel dibattimento. Il tema vero è che nel nostro paese c'è un principio di non colpevolezza, cioè chi viene indagato ha tutti i diritti e il tempo di spiegare perché le tesi dell'accusa non sono corrette, non sono coerenti. Solo in Venezuela o in Iran quello che dice l'accusa è il verbo e viene preso per condanna, però credo che nessuno di noi punti a diventare l'Iran o il Venezuela. Questo tentativo poi della sinistra di cavalcare un'inchiesta giudiziaria per rovesciare un sindaco in carica qui, ma a livello nazionale per rovesciare la Presidente del Consiglio, perché anche lei ha avuto vicissitudini di scontro con questo tipo di situazione, ecco, è un atteggiamento che non trova giustificazione, non è corretto e non fa onore né a loro né alla storia della sinistra italiana, che non era quella che vediamo oggi, un gruppo di gente arrabbiata, rancorosa, che ha l'unico scopo di demolire l'avversario anche cavalcando inchieste giudiziarie, salvo poi quando sono i loro parlamentari, i loro sindaci a essere toccati da questo tipo di fenomeni non dire niente. L'altro ieri hanno condannato a 18 mesi un sindaco della sinistra e lì anzi hanno fatto gli applausi perché è un eroe per loro. Quindi davvero è un doppio binario, un doppio standard, una doppia morale che purtroppo sta in qualche modo caratterizzando la sinistra a livello nazionale e a livello locale nei confronti del sindaco Brugnaro, a livello nazionale nei confronti della Presidente Meloni. Ecco, Assessore, questa giunta tra l'altro si è dimostrata unita, insomma comunque la maggioranza da subito, direi quasi da pochi giorni dopo lo scorso 16 luglio quando appunto è scoppiato il caos. Ma cambiamo argomento, come anticipavamo prima, torniamo a parlare di emergenza abitativa. Proprio giovedì scorso c'è stato un appello al rione Pertini, ovviamente capitanato da il portavoce del quartiere Giorgio Rocelli, appello al comune, assegnate queste case perché rischiamo vengano occupate. Lei cosa risponde? Allora, il quartiere Pertini è un quartiere che ha qualche decennio, è stato costruito in maniera veloce e quindi anche con la qualità edilizia che non era perfetta per le case pubbliche del comune e dell'Ater. Questa amministrazione ha investito nel Pertini come mai nella storia del comune di Venezia, lavorando sia sull'efficientamento energetico su mezzo quartiere, utilizzando anche il 110, sia recuperando numerosi appartamenti che erano sfitti e abbandonati da tanto. In particolare quest'anno poi continuiamo questo lavoro e recupereremo circa 80 dei 100 appartamenti che attendono lavori già finanziati lo scorso anno e quindi pronti a partire. L'appartamento occupato e sgomberato in tempi record grazie alla bella collaborazione che c'è tra il comune e i cittadini del quartiere, che ci hanno informato subito del tentativo di occupazione. Ecco, quell'appartamento fa parte di quel lotto di appartamenti che è in restauro nelle prossime settimane. Quindi da qui a un anno noi restaureremo 80 appartamenti al Pertini e più in generale 300 in comune di Venezia, quindi molti sono localizzati proprio lì al Pertini, perché in questi anni abbiamo fatto una scelta di puntare molto sul recupero di quel quartiere, anche in collaborazione con i cittadini.
impegno che non ha precedenti nella storia del Comune di Venezia. Quindi purtroppo noi abbiamo preso in mano un patrimonio pubblico molto numeroso, 5.500 case, ma anche molto vecchio, parliamo della parte storica, e anche costruito per la parte di terraferma con criteri di edilizia veramente povera in quegli anni, e quindi anche i materiali e l'intervento di restauro è molto costoso e molto lungo, specie perché non si è fatta manutenzione per almeno 20 anni dagli anni 90 in poi. Quindi siamo intervenuti su questo con numerosi investimenti e il Pertini è una delle zone su cui stiamo intervenendo di più. Ecco Assessore, grazie, cambiamo argomento. Il 14 febbraio si è aperto ufficialmente il Carnevale, sapevamo che ci sarebbero state proprio in occasione del Carnevale, su disposizione del prefetto, varie zone rosse. Abbiamo visto ieri calli intasate, un bene per il Carnevale, un po' meno bene per la città? Abbiamo già sentito le prime proteste, tra l'altro le anticipo che tra poco in trasmissione sarà ospite anche Matteo Secchi di Venezia.com, che ne avrà da dire ovviamente. Matteo è un caro amico e lui ha proprio il ruolo del provocatore da anni, in senso positivo, quindi lui stimola la discussione, e tant'è che insomma lui si ricorderà bene come in questi anni, il primo giorno di Carnevale, poi la polemica ci sta sempre, perché è una città che per metà vive di Carnevale e per metà un po' lo soffre, perché il primo giorno di Carnevale, quando uno va a fare la spesa, io stesso ieri mattina sono andato a fare la spesa e evidentemente e anche sabato in alcuni momenti sul ponte di Rialto, anche perché la gente aspettava il corteo della Pantegana, c'era parecchia gente, però è il primo giorno di Carnevale e quindi è una cosa che si ripete annualmente. È anche da dire che quest'anno il Carnevale arriva con una bella giornata e a febbraio, non come l'anno scorso a gennaio, quindi sono dinamiche normali. Anche per questo abbiamo introdotto questa misura del contributo d'accesso, e purtroppo prendo atto che gli stessi che l'hanno demolito nello scorso anno con manifestazioni, con cartelli, con voti contrari, leggendo i giornali di oggi invece vorrebbe che il contributo d'accesso fosse fatto anche a Carnevale. Quindi delle due l'una: o vogliamo provare a introdurre strumenti per gestire il turismo, o se non li vogliamo non possiamo lamentarci poi dell'effetto sui numeri. È evidente che noi quest'anno raddoppieremo i giorni di contributo d'accesso, raddoppieremo anche la tariffa per chi si prenota in ritardo, e non è escluso che nei prossimi anni anche le prossime amministrazioni potranno potenziarlo e introdurlo anche in alcuni periodi come Carnevale. Però ecco, è una sperimentazione che è in atto e purtroppo tutti quelli che insomma si lamentano di questo Carnevale, buona parte di questi partiti o comitati sono quelli che non lo volevano, quindi davvero ci deve essere una contraddizione in termini. Dopodiché che il primo giorno di Carnevale desti sempre questo tipo di polemiche si sa, è anche normale e anche giusto. È importante però raccontare come la sicurezza sia veramente il focus, e quindi bene il prefetto con le zone rosse, bene le forze dell'ordine che hanno fatto anche numerosi fermi di alcune borseggiatrici, male purtroppo il fatto che una volta prese queste siano di nuovo su strada subito, perché incinte, perché minorenni, perché non pregiudicate, perché fatto sta che uno le prende e sono subito per strada. Al cittadino questa cosa non può andare bene, cioè, è un sistema in cui il cittadino perde fiducia nello Stato, e allora dobbiamo pensare a livello nazionale delle norme che consentano ai sindaci, ai comuni, alla polizia locale di prendere queste persone e di metterle fuori dalla strada, lontano dalla strada, per non danneggiare ancora la cittadinanza. E questo è l'ennesimo appello al governo che ormai sentiamo ripetere da più fronti da tantissimo tempo, con la speranza che prima o poi venga accolto. Io ringrazio l'assessore Simone Venturini, da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, la cronaca ci porta subito a Vicenza, dove c'è il nostro Mirko Cavallini in compagnia del comandante della polizia locale Massimo Parolin, perché è stato individuato il presunto responsabile dell'aggressione avvenuta in Viale Roma ai danni di una donna la notte tra il 3 e il 4 febbraio. Ci aggiorna con tutte le novità nostro Mirko Cavallini. Buongiorno Mirko. Buongiorno a te, bentrovati. Allora, comandante, torniamo a quella notte fra il 3 e il 4 febbraio. Sì, si tratta di un'aggressione che è avvenuta ai danni di una signora appunto nella mezzanotte del 3 febbraio, perpetrata da un bivaccante cittadino, che poi a seguito di attente indagini e grazie anche alle testimonianze dei cittadini siamo riusciti a individuare. Rassicuriamo sulle condizioni di questa signora e questa vittima? Sì, la situazione fisica della signora è sicuramente migliorata. Noi il soggetto l'abbiamo deferito all'autorità giudiziaria per
lesioni e minaccia aggravata. La dinamica qual era stata? La signora usciva dalla stazione, andava verso il centro e poi? Allora la signora proveniva appunto dalla stazione, l'individuo era in bicicletta, la signora stava raccogliendo una bicicletta in bike sharing, è stata avvicinata da questo soggetto che ha tentato di spintonarla evidentemente per chiederle del denaro. La signora è riuscita a divincolarsi e incamminarsi verso il piazzale De Gasperi, è stata raggiunta ed è stata appunto urtata e quindi è caduta e si è procurata delle lesioni. Che profilo ha l'aggressore e che cosa lo aspetta adesso dal punto di vista giudiziario? Beh, allora il soggetto è un italiano, è un bivaccante, quindi diciamo dimora tra virgolette in città. Noi l'abbiamo appunto deferito per questi due tipi di reato, era già stato appunto tacciato da un ordine di allontanamento del questore che andremo poi a notiziare susseguentemente anche a seguito di questo episodio. Importante anche delle testimonianze, più delle telecamere forse? Sì, beh, le testimonianze di cittadini sono state necessarie per individuare il soggetto e noi dobbiamo semplicemente ringraziare questi cittadini che hanno avuto la forza e la volontà di venire a riconoscere il soggetto. Grazie comandante, grazie Andrea Benetti per la parte tecnica. Da Vicenza è tutto, a te la linea. Grazie Mirko per questi aggiornamenti e noi continuiamo a parlare di cronaca dalle strade. Andiamo, se è pronta, a Padova, ad Abano precisamente, con la nostra Chiara Gaiani a Maserà, errore mio, a Maserà di Padova, dove un'anziana è morta dopo essere finita in un fossato con l'auto mentre faceva retromarcia. Il suo corpo senza vita è stato recuperato solo dopo alcune ore. Ci colleghiamo per tutti gli aggiornamenti appunto con la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo per la precisione ad Albignasego, ai confini con Maserà di Padova in via Bellini. Ringraziamo anche il signor Franco che è stato il primo a soccorrere la signora alle 8 di questa mattina. Quasi certamente l'incidente, la dinamica proprio che hai raccontato tu, è accaduto nel cuore della notte, probabilmente intorno all'1. Questa strada che vedete, dove ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende, è una strada che a un certo punto diventa non più transitabile con le auto. C'è un divieto. Erroneamente questa signora, una 79enne di Ponte San Nicolò, l'ha imboccata, poi si è trovata davanti a dei paletti che poi proprio impediscono il passaggio, ha tentato di far manovra ma non c'è riuscita. E i suoi cani hanno abbaiato intorno all'1:30 di questa notte, signor Franco. Verso l'1:30 abbaiava, ma sai, abbaia quando passa la gente, abbaia, ma non posso alzarmi ogni minuto da letto per vedere, però non è successo niente di strano, abbaiava e basta. Questa mattina alle 8 io ero fuori a fare i miei lavori fuori e passa una signora a piedi, perché c'è sempre gente che passa a piedi col cane in bicicletta, e questa signora viene avanti e poi torna indietro e mi dice: ho visto una macchina nel fosso. Come una macchina nel fosso? Sì, ho visto una macchina nel fosso. Ho detto, io non vado avanti perché ho paura, con quello che succede il giorno d'oggi. Ho detto, no, vengo io. E poi lei si è fermata, sono andato io avanti e ho visto la macchina dentro. Però ho detto, il finestrino non si vede niente perché erano tutti i finestrini bagnati e non si vedeva niente. E mi sposto verso il lato e vedo che c'è la porta aperta, quella davanti della macchina, e guardo bene e ho visto la signora che era distesa nell'acqua così e aveva un braccio sotto la ruota. Probabilmente ha tentato di uscire dall'auto, è stata anche presa dal panico. Faceva molto freddo questa notte. Era sotto zero questa notte e penso, perché acqua non è tanta, però è bastata quella lì col freddo, e poi magari lei chiamava aiuto, non c'era nessuno e lì è rimasta poverina. Ecco, questa tra l'altro insomma è una zona di campagna, come potete vedere dalle immagini. Ci sono ancora i segni anche del tentativo sicuramente di manovra fatto dalla signora, come potete vedere qui, e anche poi dell'auto che scende nel fossato. Lei ha chiamato subito ovviamente gli aiuti. Sì, infatti è stata la signora, perché aveva il telefonino in tasca, ha detto chiama subito, ha chiamato i vigili, ha chiamato i carabinieri, ha chiamato la Croce Verde, e in 10 minuti sono venuti giù.
loro dovevano fare quello che dovevano fare, io mi sono spostato e... Ecco, infatti adesso le indagini sono condotte dai carabinieri di Abano che stanno cercando di capire come mai probabilmente nel cuore della notte la signora fosse qui e che cosa sia realmente accaduto. Forse se accadeva in un'altra stagione potevate aiutarla. Beh certo. L'estate qui, insomma, qui qualcuno c'è. È vero, perché mai si sta fuori un po' di più alla sera, però all'1:30, 2 penso che sia con l'orario lì, insomma. Erano tutti a dormire. Allora davvero ringraziamo anche il signor Franco, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende, la linea la posso restituire allo studio. Grazie Chiara, grazie anche ovviamente al tuo testimone. Insomma, avete sentito una giornata ricca di cronaca da tutto il Veneto. Noi ci fermiamo qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a parlare di politica con il senatore Martella. Tra poco. Eccoci tornati in diretta, 12:40 puntuali. Mi ha raggiunto in studio il senatore Andrea Martella, che saluto e ringrazio. Buongiorno senatore. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Insomma, questo appuntamento settimanale per fare anche un po' il punto dei principali temi politici, non solo del Veneto ma di tutta Italia. Poi parleremo anche di questo incontro magari che sta avvenendo in queste ore in Francia, voluto dal presidente Macron sulla guerra in Ucraina, e di cui Meloni voleva fino all'ultimo cercare di defilarsi, perché sull'Ucraina Meloni tiene la linea di Trump e sostanzialmente ha un po' paura di andare in contrasto con questo suo appoggio e questo incontro che sta avvenendo appunto in Francia. Ma partiamo proprio dall'economia mondiale, senatore. Insomma, parliamo di dazi che sono tema principale di queste settimane, da che il presidente si è insediato, e in realtà ancora prima, già dalla sua campagna elettorale, aveva minacciato all'Europa dazi, in Europa ovviamente compresa anche l'Italia, dazi che avranno effetti, se venissero attuati, pesanti anche sulla nostra regione. Sì, sembra un argomento lontano, le misure economiche di Trump, dazi nei confronti dell'Europa, ma in realtà riguarda profondamente noi, la nostra economia, il Veneto e quindi le sue esportazioni. Basta pensare che noi in Veneto abbiamo circa 7.200 imprese venete che esportano nei confronti degli Stati Uniti per un valore di circa 8 miliardi di euro. Se venissero messe queste misure protezionistiche, la nostra economia andrebbe in difficoltà, perché queste imprese andrebbero in difficoltà, e sono settori molto importanti, eccellenze delle filiere produttive, l'alimentare, la moda, la meccanica, l'occhialeria, l'orificeria. E quindi io mi auguro che ci sia un intervento da parte del governo nazionale, da parte della regione, per fare una politica comune per evitare questi dazi, e mi auguro che chi ha esultato alla vittoria di Trump, la Lega, la Meloni, certo, Salvini, Zaia, adesso facciano gli interessi degli italiani e dei veneti e non quelli di Trump e degli Stati Uniti. Si corre infatti su due binari, le idee politiche, insomma il protezionismo che è paventato da ogni destra, lo vediamo in Europa come lo stiamo vedendo in America, però dall'altro lato, appunto, come lei giustamente ci spiegava, il fatto che queste decisioni possono ritorcersi contro l'economia del nostro paese e anche appunto della nostra regione. Che linea sta giocando secondo lei Meloni in questo senso? Ma la Meloni ha una linea un po' ambigua. Da un lato è europeista ed atlantista nel senso migliore del termine, dall'altro ha una politica un po' subalterna nei confronti di Trump. Il rischio è che non svolga il ruolo che l'Italia dovrebbe svolgere in Europa per rafforzare l'Europa, ma porti ad una frammentazione dell'Europa come realtà politica in una chiave di trattativa direttamente tra i singoli stati e Trump, e questo non funziona e non va bene. Peraltro, ritornando alla nostra economia, se noi pensiamo che
Le nostre imprese sono in difficoltà da tempo perché i dati dell'export ci indicano questa difficoltà. Se pensiamo che le nostre esportazioni sono diminuite verso il mercato tedesco, anche per la contrazione di quel mercato, e che questi dazi colpirebbero l'Europa e quindi la Germania e anche l'Italia, noi ne avremmo un doppio contraccolpo. Certo. Che cosa provoca? Provoca difficoltà nel mondo del lavoro. Già la cassa integrazione è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi tempi e quindi metterebbero più in difficoltà le nostre comunità territoriali. Bisogna assolutamente intervenire perché questi sono i problemi concreti che poi riguardano la vita delle persone. Come PD a livello regionale state pensando, anche in vista di questa alleanza che si sta creando per portare un centro-sinistra compatto alle regionali, un piano d'azione, delle proposte in questo senso? Ma noi abbiamo predisposto e presentato già qualche tempo fa un patto per la crescita del Veneto. C'è bisogno di una nuova politica che possa accompagnare le nostre imprese nella transizione, che le renda più competitive sui mercati internazionali. Abbiamo indicato una serie di misure e di risorse economiche che potrebbero essere messe a disposizione anche del nostro tessuto produttivo per fare un passo in avanti. Innanzitutto bisogna evitare di tagliare come si è tagliato il fondo per le automotive, bisogna fare misure nei confronti delle imprese per sostenere i costi dell'energia, bisogna fare misure a favore della formazione, aiutando anche la digitalizzazione delle imprese. E quindi abbiamo indicato una serie di punti, così come altri li abbiamo fatto. Li abbiamo indicati a proposito di un piano per la casa, certo, che è fondamentale anche per lo sviluppo industriale, certo, o di un piano per rendere di nuovo la nostra regione attrattiva per i giovani, perché sennò se ne vanno a cercare il futuro altrove. Infatti abbiamo in sovraimpressione, ora la regia mi aiuta con la schermata dal PC, due articoli che abbiamo letto questa mattina sulla tribuna, proprio il governo al lavoro sui costi delle bollette, caccia alle coperture e poi appunto il tema casa, come lei anticipava, che resta un sogno proibito, così viene definito anche nei giornali nazionali in queste settimane, questo annoso problema dell'aumento dei costi e del non adeguamento degli stipendi. E poi c'è ancora il tema dell'IRPEF che fa litigare anche il governo all'interno tra alleati. Insomma, non è una situazione rosea proprio anche in vista di questi eventuali dazi che potrebbero scattare anche per il nostro Paese. Sì, quello della casa è un vero e proprio tema che si configura come un'emergenza, perché ormai noi ci troviamo in condizioni in cui le case non si trovano, i prezzi sono alle stelle, i giovani non riescono a trovare una casa né per studiare, né per lavorare, né per fare una famiglia, gli investimenti dell'edilizia residenziale popolare non si stanno facendo da molti anni, certo, e quindi è necessario attivare delle politiche pubbliche serie. C'è della gente che vince un concorso in Veneto e non può venirci a lavorare perché non è in grado di pagarsi poi l'affitto a Venezia o a Vicenza in un'altra regione, certo, e giovani che per studiare sono sottoposti a costi che sono assolutamente fuori da ogni logica. E certo l'altro tema è quello delle bollette, perché noi abbiamo visto un incremento nel corso di questi mesi, il governo non ha fatto quasi nulla. Oggi annunciano un decreto, lo vedremo nei prossimi giorni. Certo bisogna fare degli interventi per ridurre il costo dell'energia, soprattutto verso le famiglie, soprattutto verso le famiglie più deboli, perché non ce la fanno più, certo, anche il passaggio al mercato diciamo libero è stato un problema, ha colpito soprattutto i soggetti più deboli, noi che definiamo vulnerabili, e questo determina un aumento del costo della vita molto spesso insostenibile, se a questo aggiungiamo le pensioni che sono state ridotte e gli stipendi che non sono stati adeguati.
È tutto collegato, senatore. Il caro bollette che è iniziato sostanzialmente ormai quasi 3 anni fa, siamo quasi alla vigilia del terzo anno della guerra in Ucraina. Oggi in Francia il vertice, come già anticipavamo prima, voluto dal presidente Macron con i maggiori esponenti della politica europea. Meloni in questo senso ha cercato fino in ultima di sviarsi, addirittura tentando un collegamento in streaming, e la sua linea è quella di non andare contro Trump, ma l'Europa vuole esserci per un eventuale concordato di pace. Putin, da che Trump è entrato alla presidenza, all'ufficio ovale degli Stati Uniti, ha subito dimostrato una grande apertura. Insomma, l'Europa potrebbe giocare un ruolo cruciale, e se questa pace dovesse poi cominciare ad esserci, automaticamente i costi dell'energia, secondo lei, cominceranno a scendere. Cosa succederà anche in vista di questo incontro? Beh, innanzitutto è importante che questo incontro ci sia, perché in un eventuale negoziato che porti ad una pace giusta e duratura non possono esserci come protagonisti solamente gli Stati Uniti e la Cina. Trump che si mette d'accordo con Putin. È necessario che l'Europa svolga un ruolo, che l'Europa definisca quelle che sono le richieste che deve fare l'Europa per una pace che non diciamo schiacci quello che è il diritto internazionale e che non determini una posizione dell'Ucraina di diciamo subalternità alle scelte che vengono fatte tra la Russia e la Cina. Questa è una questione che abbiamo posto per anni, dicendo che ha a che fare con la democrazia, con la libertà, con il diritto internazionale, e in questo senso l'Europa, che ha avuto anche un ruolo, deve continuare ad averlo. È un po' il discorso di prima, è sbagliato che la Meloni si muova nel solco degli interessi degli Stati Uniti, non in quello dell'Europa. Certo, una definizione in questo senso, se ci sarà di una pace giusta e duratura, come tutti quanti noi ci auspichiamo, non può passare sopra la dignità e la sovranità dell'Ucraina, e dovrà comunque portare anche delle misure di una maggiore politica comune da parte dell'Europa nella sicurezza, nella difesa, in una situazione come questa, e anche naturalmente per le scelte di politiche industriali o di quelle di carattere che riguardano l'energia. Senta, senatore, prima di salutarci, un passaggio sul fine vita. È stato un tema molto dibattuto la scorsa settimana alla Regione Toscana, che per prima in Italia ha come dire, normato i passaggi fondamentali e quelli più critici, ovvero quelli dei tempi di somministrazione e dell'accettazione della domanda da parte delle diverse aziende sanitarie. Una battaglia che in Veneto è stata portata avanti dal nostro presidente Luca Zaia, ma che si scosta totalmente dalla volontà della Lega anche giù a Roma, insomma, che non vuole questa legge. Cosa sta succedendo? E secondo lei è uscita una nota poco fa di Zaia che dice: bisogna essere ipocriti, leggo dall'ANSA, in questo paese il fine vita c'è, esiste, eppure esiste una sentenza della Corte Costituzionale perché è una cosa seria. Beh, sembrerà strano, ma su questo punto sono d'accordo con Zaia, nel senso che il fine vita è una questione che c'è ed è necessario avere una legge di carattere nazionale che si muova nel solco della sentenza della Corte Costituzionale. Purtroppo Zaia però non fa seguire alle sue parole i fatti, e se invece volesse farlo potrebbe approvare un regolamento, una circolare della giunta regionale che disciplini la possibilità dei casi che potrebbero riguardare, perché ci sono delle richieste nella nostra regione. Certo. Purtroppo non è riuscito ad approvare in Consiglio regionale una legge, perché si è sfilata la sua maggioranza, e purtroppo la sua maggioranza a livello parlamentare è quella che fa resistenza, vorrei dire opposizione, verso qualsiasi tipo di scelta che pure abbiamo introdotto in Senato per l'approvazione di una legge sul fine vita. Ricordo che nella passata legislatura fu approvata una legge alla Camera, che poi non fu approvata al Senato. Al Senato in questa legislatura l'abbiamo riproposta. La maggioranza sta facendo melina per non arrivare alla definizione di un testo, perché è evidente che non sono d'accordo Fratelli d'Italia, Lega e nemmeno Forza Italia
rispetto ad una misura che invece è necessaria e che è indice della civiltà di un paese. Proprio questo è anche il motto dell'associazione Luca Coscioni, che da sempre si batte, ed è stata anche grazie a questa associazione che questo tema è arrivato alla Corte Costituzionale, una sentenza che poi sta facendo giurisprudenza di fatto. In Veneto sono stati 7 i casi di richieste di suicidio assistito, 2 andate a buon fine, però quello che è stato denunciato anche spesso ai nostri microfoni è la troppa attesa, le persone che non ce la fanno più a sopportare delle condizioni di dolore estreme non possono aspettare tanto, senatore. Ed è per questo che bisognerebbe approvare, almeno in attesa della legge nazionale, che però io mi auguro venga approvata il più presto possibile, bisognerebbe approvare una delibera, una circolare, un regolamento che disciplini la questione in Veneto. La Toscana l'ha fatto con una legge, muovendosi diciamo nella direzione indicata dalla Coscioni, con alcune modifiche. Certo. Penso che abbia fatto bene, perché ha in qualche modo colmato un vuoto normativo, ma sono anche convinto che questa normativa dovrebbe essere di carattere nazionale. Proprio lì volevo infatti arrivare, senatore. Grazie intanto per il suo punto di vista, aver fatto come sempre ogni settimana il punto sui principali temi politici che caratterizzano insomma queste nostre giornate. Grazie ancora per essere stato con noi, senatore. Grazie a voi, buon lavoro. Altrettanto. Noi continuiamo invece con le notizie, continuiamo a parlare di politica in qualche senso, perché nel 2025 saranno chiamati a votare per 5 referendum i cittadini. La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili 4 referendum promossi dalla CGIL, il referendum sulla cittadinanza, mentre ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Mauro Visentin della CGIL di Treviso spiega la ratio di questi. Non si può scaricare sull'ultimo anello magari quell'aziendina piccola che ha preso l'appalto in maniera anche strozzata e scagionando invece la stazione appaltante o la ditta grossa che appalta i lavori alle aziende piccole, mantenendo magari il grosso del guadagno. Parte dal referendum alla CGIL più caro Mauro Visentini, il quarto della lista tra quelli proposti proprio dal sindacato. È il quesito che riguarda l'esclusione della responsabilità solidale di committenti, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. Una realtà, denuncia la CGIL, quella dei subappalti, che proprio nell'operoso Veneto ha fatto la sua fortuna con il gioco a ribasso del costo del lavoro. È presente in quasi tutti i settori, dal settore pubblico, dove ci sono gli appalti e i subappalti alle varie cooperative e varie realtà appunto che lavorano per il pubblico, ma nell'industria, penso al meccanico piuttosto che ad altre realtà, nell'edilizia come nella logistica. Il terzo quesito punta all'eliminazione di alcune norme sull'utilizzo dei contratti a termine. Ovvero che non si possa mantenere all'infinito i lavoratori assunti a tempo determinato e per questo motivo molto spesso ricattabili. Ci sono dei limiti che sono stati ampliati moltissimo anche da questo ultimo governo. Il primo quesito punta al ripristino dell'articolo 18, eliminando così il Job Act. La possibilità di essere riammessi al lavoro qualora licenziati in maniera ingiustificata nelle aziende sopra i 15 dipendenti. Per le aziende sotto i 15 dipendenti, secondo quesito, la possibilità di rimandare alla contrattazione, la necessità di riammettere un lavoratore licenziato senza giusta causa. Non c'è ancora la data per partecipare al referendum. Il sindacato ha chiesto con forza al governo che sia agganciato alla prossima tornata elettorale di primavera per scongiurare l'astensionismo. Ancora la cronaca, 18 anni con un coltello a serramanico con una lama di 24 centimetri, 26, 20 e 24 anni con droga per uso personale. I carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno deferito in stato di libertà 2 soggetti, allertato le autorità competenti per altri 3 scoperti a detenere personalmente hashish e marijuana. È l'esito dei controlli nella notte tra venerdì e sabato da parte dei carabinieri
carabinieri della compagnia appunto di Montebelluna. Un 55enne è stato inoltre deferito in stato di libertà per guida in stato d'ebbrezza. Tutte le sostanze, droga in questo caso, sono state sequestrate e repertate, mentre le autorità competenti sono state informate degli organi procedenti. Il servizio ad alto impatto ha riguardato il territorio della compagnia di Montebelluna, con particolare attenzione ai principali assi nonché ai luoghi di aggregazione giovanile. Questo insomma è stato l'esito dei controlli del fine settimana, l'implementazione voluta anche dalla questora di Treviso, Alessandra Simoni. Insomma è molto il lavoro delle forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità in questi mesi. E ora parliamo di truffe, un più 30% di somme sottratte, oltre 23.000 segnalazioni di truffe online solo nel 2024. Adico denuncia il boom di truffe, di richieste d'aiuto, quasi mai le somme sottratte si riescono poi a recuperare. Sentiamo il servizio. Stiamo seguendo diverse persone anziane che hanno dovuto acquistare uno smartphone ma non hanno minimamente idea di come funzioni, proprio per far fronte a queste chiusure di uffici postali. Sono 15 gli uffici postali della marca coinvolti nel ridimensionamento di servizi previsto dal 16 dicembre scorso in Veneto da Poste Italiane, con Spresiano e Vittorio Veneto che hanno tagliato l'apertura pomeridiana. Un piano che ha imposto la chiusura definitiva di altri uffici in Veneto e che nel tempo, secondo Adico, ha allargato la platea di chi ha trasferito sul cellulare molti servizi prima appannaggio dei servizi postali. E così molte persone senza alcuna alfabetizzazione digitale sono diventate vittime facili dei truffatori. Il report 2024 della Polizia Postale parla chiaro: in Veneto sono state denunciate per crimini finanziari online 190 persone, oltre 23.000 le segnalazioni. Siamo a 23.896 segnalazioni acquisite dalla Polizia Postale, quindi un 28,9% delle complessive segnalazioni. Rispetto all'anno precedente abbiamo un aumento del 15%, quindi è un dato importante, e si registra un aumento del 32% delle somme sottratte. Somme che quasi mai tornano nelle mani delle vittime di truffe, finendo in conti correnti spostati o reinvestite. Il boom delle truffe nel 2024, non solo INPS, banche o Agenzia delle Entrate, anche il nome di Adico o dello sportello del consumatore è stato usato come cavallo di Troia per impossessarsi di password o credenziali d'accesso. Riscontriamo tantissime richieste di aiuto di persone che dicono di ricevere una comunicazione da parte di Adico che informa il cliente che questa convenzione non è più attiva, quindi anche noi stiamo diventando vittime di questa truffa. Ufficio Adico che solo nell'ultimo anno ha gestito 500 pratiche per bollette pazze, oltre 40 pratiche aperte in 3 settimane con una media di 6 al giorno per un importo totale di poco inferiore ai 100.000 euro. Le proposte sono le più assurde e chi non ha gli strumenti è ovvio che diventa una facile preda. Entriamo nel secondo spazio della trasmissione della nostra prima edizione con il Carnevale. Quest'oggi sarà abbastanza dedicato appunto a questa festività, il nostro approfondimento. Intanto cominciamo ad aprire appunto questa pagina spostandoci nel Bassanese, soprattutto in questo caso a Romano Dezzelino con la nostra Vanessa Banzato, perché è tutto pronto per la 57esima edizione del Carnevale di Fellette. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Edi, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene, 57esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Fellette, tutto è pronto, c'è tanta attesa e la sfilata sarà proprio domenica prossima, il 23 febbraio. Come il sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, tanta attesa, fervono i preparativi, sindaco. Sì, siamo ormai arrivati a questa settimana, oggi inizia ufficialmente il Carnevale, quale migliore occasione per partire con la presentazione di questa 57esima edizione del Carnevale
Carnevale dei ragazzi di Fellette. Qui siamo in municipio romano per dare risalto a questa manifestazione che da tanti anni fa divertire le famiglie, i bambini del comune e anche da fuori comune. È una manifestazione partita come una manifestazione tra le contrade e le vie del paese, e da quel momento di 57 anni fa siamo arrivati a un carnevale con 10 carri, con 8 gruppi mascherati e con migliaia e migliaia di figuranti. Si parla di 1200 figuranti, almeno. Sì, si parla di un percorso che sarà pieno zeppo di maschere, di persone che ci intratterranno e ci faranno divertire, e di conseguenza diventa anche uno sforzo organizzativo veramente importante. Ecco, vogliamo dire che questo sforzo organizzativo riguarda anche tutto quello che concerne la sicurezza. Si parla di diverse migliaia di persone che parteciperanno e che noi vogliamo vengano gestite in sicurezza, quindi ci saranno 200 volontari che si occuperanno di tutto quello che è l'instradamento e l'arrivo alla manifestazione, ci saranno volontari e gruppi della sicurezza organizzata proprio per far sì che tutti i carri sfilino in sicurezza e attraversino la manifestazione in quasi 2 chilometri di percorso senza che ci siano intoppi, oltre al fatto che chi entrerà da dei varchi e in un'area aperta, che quindi ci dà una certa sicurezza anche nello sviluppo e nell'ampiezza della manifestazione, ma proprio per questo vogliamo che sia ancora più sicura. Le strade saranno chiuse dalle 13:30 di domenica prossima, la sfilata inizierà alle 14:30 e poi tanti premi, come uno di quelli appunto lo sta tenendo in mano proprio lei, un tema caratteristico, un tema storico tipico del Carnevale. Sì, quello che vedete infatti è il Meneghino, che è la sesta figura allegorica che in questi anni è stata presentata come presentazione, quindi anche trofeo per chi vinceva e partecipava al Carnevale. Siamo quindi a collegare quella che è una manifestazione storica che viene dal passato, ma che ha anche una manifestazione concreta oggi nel divertimento e nella spensieratezza. Quando le famiglie vengono qui vogliamo che si divertano, che si portino addosso tutto quella che è la possibilità di divertirsi per un pomeriggio in cui si sovvertono tutti gli ordini, perché i pazzi diventavano normali, i normali diventavano pazzi, e la festa dell'inclusione per eccellenza, il Carnevale, diventa anche un modo per far sì che tutti si sentano più uguali. Insomma, c'è davvero tanto fermento in attesa di questa grande sfilata, grande festa, grande giornata di festa, perché non possiamo definirla altrimenti, di domenica prossima del 23 febbraio qui a Fellette. E da Romano De Zelino, Edi, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa, grazie ovviamente anche al sindaco e a tutti i tuoi ospiti. Ci fermiamo qualche minuto di pubblicità e poi continueremo a parlare del Carnevale a Venezia tra poco. Eccoci di nuovo in diretta alle 13:07, insieme ancora una ventina di minuti fino alle 13:30 parleremo di Carnevale a Venezia e di come è andato questo primo weekend, un Carnevale iniziato venerdì 14 all'insegna dell'amore, ce l'aveva raccontato in un servizio il nostro Lorenzo Maier, ma parliamo di dati e parliamo dei primi bilanci. Con me in collegamento via Skype c'è Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. Claudio, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno ai telespettatori. Grazie per essere in nostra compagnia. Dunque, insomma, abbiamo visto le immagini, stanno circolando sui social, sulle prime pagine dei diversi giornali locali, insomma una Venezia presa per l'ennesimo anno d'assalto da turisti e curiosi che sono giunti nel weekend per festeggiare questo primo fine settimana di Carnevale. Come è andata dal vostro punto di vista? Avevamo parlato insomma di un quasi tutto esaurito, sono state confermate le attese? Prima di tutto va detto che il Carnevale è la classica festa del pendolare, quindi gran parte delle persone che abbiamo visto ieri sono persone che sono giunte dalla mattina alla sera per curiosare, per vedere gli eventi e via dicendo. Però anche dal punto di vista alberghiero le cose non sono andate male, le previsioni sono state rispettate, abbiamo avuto un tasso di occupazione che si è attestato tra l'85 e il 90%, quindi il quasi tutto esaurito, e questo tasso di occupazione è previsto anche per i prossimi 2 weekend e quindi è un dato molto soddisfacente. Dato soddisfacente che dà poi l'avvio all'alta stagione veneziana, direttore.
Sì, da sempre il Carnevale è il momento di inizio dell'alta stagione veneziana. L'anno scorso abbiamo avuto una Biennale Arte che è più importante dal punto di vista turistico rispetto alla Biennale Architettura che ci sarà quest'anno. La Biennale Arte l'anno scorso è iniziata ad aprile, quindi avremo un po' un momento di buco, però in realtà pur ritenendo che il 2024 non sia ripetibile, è stato un anno incredibile dal punto di vista dei fatturati per le imprese, però in ogni caso contiamo di replicare un dato significativamente positivo. Dato positivo, insomma, si sta avvicinando, appunto, come ci diceva anche l'alta stagione. Albergatori soddisfatti, resta però il nodo che volevo affrontare con lei delle affittanze brevi. Da sempre ci sono associazioni di categoria che stanno alzando la voce su questo, perché insomma gli albergatori sono comunque da sempre i primi ricettori dei turisti. In questo senso adesso con la questione delle affittanze brevi, poi c'è tutto anche il tema dello spopolamento dei centri. Lei cosa ne pensa? Guardi, sono due problemi diversi, non voglio essere ipocrita, anche albergatori hanno cominciato ad affiancare all'offerta alberghiera anche l'offerta di appartamenti, perché c'è tutto un mondo che chiede, non vuole più l'hotel ma vuole l'appartamento, e quindi stiamo parlando di persone che chiedono la privacy, dei giovani che vogliono stare insieme, di persone che non vogliono andare al ristorante, che vogliono cenare e fare la colazione da soli. Ecco, tutto questo persone vogliono l'appartamento e non l'albergo, e per cui si sta affiancando anche da parte degli albergatori un'offerta in termini di appartamenti. Detto questo, il problema è che è un settore economico che non ha regolamentazione e non possono esistere settori economici senza regolamentazione. Il mercato ha bisogno di essere regolamentato dallo Stato, e quindi alcune regole vanno messe sia per garantire la vivibilità dei centri storici, ma sia anche per garantire una concorrenza leale. Sta cambiando quindi, secondo lei immagino abbia anche un osservatorio privilegiato in questo senso di come sta cambiando il turista a Venezia? Chiede più, prima ci diceva, chiede più privacy, chiede più spazio privato. Sta cambiando in questi anni dunque il modo anche di vivere le diverse città che si visitano? Guardi, io che sono, mio figlio mi chiama un boomer, cioè coloro che hanno una sessantina d'anni, vede il cambiamento proprio nei propri figli. Mio figlio rifiuta l'albergo, vuole l'appartamento, ma in tutto il mondo quando gira. E così i suoi amici, ma così anche tantissime persone, ripeto, che vogliono vivere la vacanza in maniera diversa. Bisogna sì accontentarli, però contemporaneamente non possiamo farlo a discapito dell'intera collettività, e per cui è necessario che vi siano delle regole, ma anche, ripeto, non soltanto per i centri storici, per la vivibilità e via dicendo, ma anche per garantire agli alberghi una concorrenza leale, perché molto spesso ci troviamo di fronte a falsi alberghi che danno gli stessi servizi praticamente, ma sotto una denominazione giuridica diversa. Ecco, su queste cose va fatta chiarezza. Assolutamente, Scarpa. Ascolti, come primo weekend veneziano rispetto agli scorsi anni, rispetto anche solo allo scorso anno veneziano in termini di carnevale a Venezia, ha visto dei cambiamenti? Ci sono più persone che hanno scelto, secondo lei, di fare una toccata e fuga rispetto a quelle che hanno deciso invece di essere stanziali, di fermarsi per il weekend? Avete già in mano qualche dato di questo primo fine settimana? Guardi, questa mattina, proprio in previsione di questo collegamento, ho fatto un po' di telefonate a degli albergatori che sono un po', diciamo così, che ci danno un po' l'indicazione di come sono andate le cose. Posso dire che sono andate come l'anno scorso, e il carnevale di quest'anno, a mio modo di vedere, già si può dire, replicherà dal punto di vista economico e degli arrivi negli alberghi e anche negli appartamenti quanto avvenuto l'anno scorso, e cioè si va quasi tutto esaurito sui weekend, e invece nei giorni feriali, non dico che gli alberghi siano vuoti, non voglio mentire, però un tasso di occupazione che va intorno al 55, 60, 65%. Ecco, forse se c'è qualcosa che si potrebbe fare per migliorare è spalmare
tutti quelli che giungono nel weekend, magari nei giorni infrasettimanali, e così garantendo magari anche maggiore vivibilità alla città. Non è semplice, che sia chiaro, però è un ragionamento che si potrebbe fare per i prossimi anni. Assolutamente. E riguardo appunto questa regolamentazione delle affittanze brevi, come albergatori avete qualche proposta che secondo voi è efficace per arginare insomma questo problema? Ah sì, certo, noi abbiamo fatto una proposta, a parte chi ha 1 o 2 appartamenti che quindi li affitta per integrare il reddito e che certamente non va colpito, ma tutti gli altri a nostro modo di vedere dovrebbero avere la partita IVA e quindi avere le stesse regole dal punto di vista fiscale e da tutti i punti di vista delle altre imprese, alberghi compresi. Chi ha più di 1, 2, massimo 2 appartamenti fa un lavoro, non fa un qualcosa che integra il proprio reddito. Guardiamoci negli occhi, non è così, è una bugia. Chi fa più di 2 appartamenti è certamente un imprenditore e non può quindi avere tassazione agevolata e tutta una serie di agevolazioni che invece purtroppo adesso gli vengono concesse. Insomma, è chiaro il suo punto, il vostro punto anche per difendere le categorie e ovviamente avere tutte le tutele che il comparto merita. Grazie per questo breve ma incisivo intervento a Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, per aver tracciato con noi insomma il primo bilancio di questo primo weekend di Carnevale a Venezia. Grazie ancora. Grazie a voi e un saluto ai telespettatori. E noi interrompiamo brevemente questo approfondimento sul carnevale veneziano, perché so che il nostro Christian Arboit si trova a Conegliano, perché oggi non l'avevo ancora detto, ma è la giornata internazionale del gatto, animali e amici a 4 zampe che ci stanno sempre accanto, e Christian ha un collegamento dedicato proprio a questo tema. Christian, buongiorno, di cosa ci parli? Buongiorno Edi, buongiorno di nuovo anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ti presento e presento a tutti i telespettatori di Antenna 3 il gatto Billy con il suo legittimo proprietario Onorato Tocchetta. Voi siete inseparabili, come vedete Billy insomma non l'abbandona mai, è sempre sulle sue spalle. Sì, infatti Billy è un gatto speciale anche per più cose, non solo per le spalle, che rimane sulle spalle, anche perché quando entra sul bosco è un gatto che quando vede il pericolo si ferma, mi guarda e si ferma e non va più avanti. Cosa significa? Che mi vuole proteggere. In effetti dopo un po' sono passati i cacciatori col cane. Billy non è scappato sopra gli alberi, è rimasto lì. È fantastico. Poi all'uscita che del bosco lui si ferma, aspetta l'ordine, va destra o sinistra o vai. Io gli dico vai e lui va. Una sentinella. È una sentinella, è fantastico. Poi si va in bicicletta, si va dappertutto. Lui non ha problemi in nessuna situazione. Lei lo porta quindi in banca a fare la spesa, sempre qui? Lo porto anche a vedere il treno che passa, perché lui piace vedere la gente, il movimento, i supermercati. È un gatto così, non dico singolare, però è un bel gatto. Non si sente a disagio in mezzo alle persone? No, anzi lo porto anche quando c'è musica, qui in piazza lo porto a vedere, nelle manifestazioni. Però non gli piace tanto essere toccato? No, non vuole essere toccato, quasi nemmeno guardati, io penso, perché è così. A casa il suo boschetto di palme, tronchi, cortecce, lui non manca niente. Insomma, preferisce essere ammirato. Tra l'altro, voi vi siete conosciuti in un bosco, ecco perché magari nei boschi si sente particolarmente a suo agio. L'ha trovato in un bosco perché Billy è un trovatello. Sì, diciamo un trovatello. In effetti quando sono andato a camminare nel bosco insieme a questa mia amica Margherita, e ci venivano dietro sti 2 gattini, ma gli ho detto guarda, io gatti non voglio saperne. Poi sono ritornato alla sera, se qui alla sera lo vengo a prendere. Poi ci siamo fermati con un fiannile, abbiamo mangiato il panino, mi sono girato e c'era il gatto dietro di me. E allora ha detto questa mia amica, te lo devi venire a prendere, va bene. La sera sono andato lì per prendere e Billy non c'era, sì, il gattino non c'era. All'uscita di questo sentiero c'erano diverse persone. Io sono arrivato, ho sceso la macchina, ho dato una fischiata, ho chiamato Billy.
così, e molte persone pensavano che io fossi un pazzo, avessi dei problemi. E allora ho detto: guardate, in cima alla collina deve scendere qualcuno fra mezz'ora. Dopo 20 minuti si è mosso l'erba e hanno detto: c'è un gattino. Lì all'uscita di questo bosco sono stato una ventina di persone più, ha dribblato tutti, è arrivato vicino a me, mi ha girato in mezzo alle gambe, è salito in macchina e lì è nato l'amore per Billy. Quindi la sua vita è cambiata e questo gatto è diventato inseparabile. Insomma, lei immagina la sua vita senza questo gatto ormai, no? No, io penso proprio di no, anzi mi manca. Io quando vado mi commuovo un po'. Io quando vado in giro e torno a casa, io sento la mancanza di Billy quando sono in giro. Scusi se... Non volevo farla commuovere, insomma, però è chiaro che c'è un amore di fondo tra voi. Sì, siamo molto legati io e Billy, poi anche Billy mi sveglia al mattino, diciamo Billy è una cosa eccezionale. E a Billy, e poi ti ricevo subito la linea Edi, a Billy sarà dedicata una canzone. Esatto, sarà dedicata in canzone cantata da Maurizio Donandel, fa la musica e la voce. Fra 2 mesi circa la sentiremo, insomma. Può anticipare una strofa? No, non la posso. Resta imbargata per il momento. Però sarà una cosa speciale come speciale. Certo. Così, insomma. Comunque Billy è un fenomeno, è bellissimo. E oggi è la sua festa. È la sua festa, in effetti. Ok. Auguri Billy. Allora, Edi, ringraziamo ancora Onorato Tocchet e l'inseparabile Billy. Con Nicoletta Rizzetto è tutto da Conegliano. Ti restituisco la linea. Grazie Christian per questo collegamento, grazie a Onorato Tocchet e ovviamente il super ospite Billy per essere stati con noi in questa giornata di festa. Mi ha raggiunto, intanto insomma continuiamo questo lungo racconto del primo weekend del Carnevale di Venezia con Mario Secchi, presidente di Venezia.com. Abbiamo visto prima in diretta con la nostra Ilaria Marchiori, intanto lo saluto, buongiorno, lo vedo già in bassa diffusione, eccolo qui, buongiorno Matteo. Allora, non vedo l'ora di dare il video a mio padre Mario, che sarà contentissimo. Bellissimo. Matteo Secchi, presidente di Venezia.com. Insomma, stavamo parlando insomma di questo primo weekend del Carnevale veneziano. Abbiamo avuto la nostra Ilaria Marchiori in diretta intorno all'ora alle 12, insomma, che parlava con l'assessore Venturini di questo bilancio e anche ovviamente dell'assalto di turisti che lei stesso ha testimoniato anche attraverso i social, e è una scena che si ripete ogni anno. È questa sostanzialmente la denuncia che voi da tempo fate. Abbiamo parlato di come è andato il bilancio a livello economico con gli albergatori, insomma il turismo che si vede anche dalle immagini che sono state diffuse in questi ultimi giorni della settimana, che Venezia e il Carnevale di Venezia è comunque una tradizione a cui nessuno vuole rinunciare, a maggior ragione magari anche dei pendolari. Abbiamo visto dai video che poi mostreremo anche insomma la polizia locale a far defluire il traffico di passanti tra un ponte all'altro, calli intasate, insomma ora si parla ovviamente di giornate di festa, però che festa secondo il vostro punto di vista è ben poco per il benessere della città e dei residenti. Beh, noi, e dico noi perché rappresento un gruppo di persone, portiamo il punto di vista dei cittadini, quindi quelle che abbiamo visto ieri, le scene sul ponte di Rialto, sono scene che non ci stupiscono perché le viviamo ogni volta che c'è un carnevale o un evento importante. E quello che ci dà fastidio è che la questione della gestione dei flussi è un qualcosa che abbiamo messo all'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche dell'amministrazione in carica,
ancora prima che entrasse in carica, e chiedendo che fosse affrontata, ma dopo quello che abbiamo visto ieri sul ponte di Rialto mi sembra che la gestione dei flussi sia veramente un disastro e per adesso sia fallimentare, perché non sono stati in grado di gestirla, e quindi da cittadino sono un po' basito nel vedere che noi in quei giorni siamo bloccati in casa. Per carità, noi sappiamo che in quei giorni di carnevali importanti è così e lo accettiamo, però dovremmo vedere un segnale da parte delle autorità competenti per una gestione migliore di questo problema. Ecco. Sì, insomma, lei dice comunque un fatto che si sa quello che Venezia viene presa d'assalto dai turisti in queste settimane di carnevale. Poco è stato fatto per riuscire a regolamentare il deflusso delle persone, questo ci sta dicendo? Sì, sto dicendo questo. Per esempio noi siamo contrarissimi al ticket, che non lo riteniamo una misura come è stata annunciata per bloccare la massa di persone, e abbiamo sempre detto che Venezia in quei giorni incasinatissimi deve essere bloccato l'accesso alle persone. Mi è stato detto sempre dalle autorità competenti che non si può, perché si va a infrangere la Costituzione, l'articolo 16, però l'articolo 16 stesso dice che un flusso di persone può essere bloccato, regolarizzato in caso di problemi di ordine pubblico e sanitario. E quindi quelle persone che ieri erano bloccate sul ponte di Rialto sono un potenziale pericolo, perché vi ricordate quello che è successo in Corea qualche anno fa, o a Torino dopo una partita della Juventus, mi sembra. Certo. E perciò sono anche deceduta per dei problemi del genere, perché ci vuole un attimo che un imbecille butta un petardo lì sul ponte di Rialto, la gente scappa e si ammazza. Io capisco e non voglio bloccare nulla, ma perlomeno regolamentare, cioè in quei giorni tu non entri in 120.000 a Venezia, entri in 60.000 e a una certa ora io ti chiudo il ponte, come è già successo con i Pink Floyd nell'89. Quindi sostanzialmente, sì, mi dica, non volevo interromperla. Vai. Lei diceva sostanzialmente siamo contrari al ticket, però in qualche modo le persone vanno indirizzate in un certo modo e tra virgolette contate. Venezia, ovviamente lo sappiamo, è da sempre definita il museo a cielo aperto. Può continuare con questi livelli di turismo, secondo voi, ad essere libera ed accessibile? È stato istituito insomma questo ticket che entrerà in vigore, ma appunto dalle prove dell'anno scorso non erano stati, secondo appunto i dati, non opinioni, un successo. Quali soluzioni si potrebbero adottare in questo senso, oltre che magari vietare l'accesso a determinate strade maggiormente trafficate? Beh, la soluzione te l'ho data prima. Bisogna assolutamente chiudere la città quando il numero delle persone supera il numero sostenibile che ha questa città. Noi per esempio rifiutiamo la nomea di museo a cielo aperto, perché è un museo a cielo aperto, ma ci sono delle persone che ci abitano. Mi rendo conto che siamo sempre meno e sempre meno influenti proprio numericamente, perché chi se ne frega di quei 48.000 resistenti, che alla fine ci sentiamo anche che siamo di troppo, perché disturbiamo il proseguimento dello spettacolo, mi rendo conto. Però assolutamente noi dobbiamo trovare delle soluzioni che blocchino il numero dei turisti, perché sono troppi. Io mi rendo conto che vado in contrasto con gli interessi delle categorie economiche, ma diciamolo che le categorie economiche
a Venezia, salvo pochi virtuosi esempi, se ne fregano i cittadini e pensano solo a guadagnare per il loro orticello, e le categorie economiche veneziane non sono veneziane, vengono da tutto il mondo. Quindi a uno che ha una sede legale a Zurigo e che ha un'attività a Venezia, cosa gliene frega del cittadino? Niente. Però conviene, certo, no, ma ci manca, è il suo punto di vista ovviamente e lo rispettiamo, ma ovviamente però il turismo è fondamentale per anche il sostentamento di Venezia, che continua a vivere di questo. Sbaglio, Matteo? Assolutamente, Edi, ma noi non siamo mai stati contrari al turismo, l'abbiamo sempre detto, però converrai con me che se andiamo a cena e ci beviamo una bottiglia di Chianti, siamo tutti felici, ma non possiamo berne 10 perché stiamo male dopo, no? Quindi è un problema di numero, non di filosofia. A noi il turismo, io amo il turismo, lavoro col turismo, lavoriamo tutti col turismo, però ci sono delle giornate e stanno aumentando sempre di più, che ci rende la vita impossibile. Io parlo naturalmente dal punto di vista del cittadino, poi chiaro. Se parlassi dal punto di vista dell'operatore turistico, mi rendo conto che il turismo non possiamo cancellarlo, anzi c'è problema. È infatti poi il tema che sollevavamo prima anche con il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, ovvero se da un lato il turismo sostiene la città, dall'altro ovviamente porta dei danni, ed è questo l'equilibrio che va trovato per una città come Venezia. Le proposte, appunto, voi ci dite, insomma, un numero chiuso per l'accesso al centro storico, ma secondo lei può davvero essere realizzabile una cosa così? Allora, intanto io lo chiamerei numero massimo e non numero chiuso, perché secondo me le parole sono importanti, e numero massimo esprime proprio un numero che, se viene superato, la città si congestiona e stiamo male tutti. Stiamo male noi cittadini, ma soprattutto stanno male anche loro, i visitatori, perché quelli che erano bloccati sul ponte di Rialto ieri stavano male ed erano tutti visitatori. E quindi, ok, numero massimo, perché la città non può più sopportare certi carichi. È importantissima questa cosa. Stiamo male tutti, stanno male i cittadini, stanno male i turisti. Certo, e poi ovviamente, come diceva lei, diventa poi anche un tema di sicurezza. È un appello chiaro il vostro. Come in chiusura, abbiamo pochissimi secondi prima della pubblicità, un appello da parte appunto dell'associazione. Ma guarda, noi chiediamo ai turisti che intanto che non si sentano respinti, perché ogni tanto qualcuno spara degli strali contro i turisti, ma che si sentano benvenuti, però che capiscano che qui ci sono delle persone che ci abitano, devono vivere la propria quotidianità al di fuori della loro visita, che è gradita, però bisogna che imparino un po' a rispettarci e capire, mettersi nei nostri panni, ecco. E l'appello lo faccio ai turisti, è un appello, un richiamo al buon senso. Poi il buon senso da parte di chi deve gestire queste cose, secondo me, è un po' lasciato lì, però va bene, dai, non voglio infierire. Ne avremo ancora di che parlare, vedremo anche come andranno i prossimi weekend quando si entrerà davvero nel vivo del carnevale. Mi sa che avremo modo anche di risentirci. Grazie intanto per questo punto di vista, insomma, questo appello al presidente di Venezia.com Matteo Secchi per essere stato in nostra compagnia. Grazie Edi, grazie a tutti, ciao, buon pranzo.
Grazie, mi aggrego a ovviamente gli auguri di buon pranzo con Matteo Secchi, presidente di Venezia.com, un ampio sguardo su quello che è stato il primo weekend di Venezia, la cronaca dal territorio, insomma è finita questa nostra prima edizione, lunedì 17 febbraio do l'appuntamento questa sera con i telegiornali della sera a partire dalle 18:30, subito dopo la sigla il meteo e poi come di consueto il film. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.